Se dovesse essere avvalorata la tesi che erano dei minori, noi siamo sempre a disposizione per la presa in carico educativa di questi ragazzi. Presentata la denuncia ai carabinieri, l'US2 è pronta però anche ad andare oltre, mettendo sul tavolo tutte le opzioni. Così il direttore generale Benazzi, mentre sono in corso di identificazione gli autori dell'incendio che ha devastato parte degli archivi all'ex istituto psichiatrico Pancrazio di Mogliano. Si tratterebbe di giovani, forse giovanissimi, che si sarebbero allontanati senza dare l'allarme, una sorta di gioco finito male. Io dico sempre a questi ragazzi, se c'è tanta esuberanza, c'è tanta possibilità di lavorare nel mondo del volontariato e di fare veramente del bene per gli altri, assistendo gli anziani, sorreggendo anche ragazzi disabili, magari portandoli fuori, stando nei centri disabili con loro. Credo che l'esuberanza possa essere ricondotta verso atti che fanno bene. Ma al di là del caso specifico, ribadiscono i residenti, resta un'area degradata. Presto partirà una petizione. C'è sempre un via e vai di ragazzi, soprattutto adolescenti, ma anche ci sono macchine che parcheggiano, entrano dentro e abbiamo chiamato sempre e la situazione è sempre questa. Un problema di sorveglianza insufficiente. Promuoveremo sicuramente una raccolta firme, assolutamente, anche per dare un pochettino una smossa e aumentare un pochettino la sorveglianza e evitare che gli stabili rimangano così fatiscenti come spreco, secondo me, di soldi e di stabili che possono essere riutilizzati in maniera sicuramente migliore. Nel momento in cui avremo poi portato al macero tutto quello che c'è dal punto di vista cartaceo, quell'area potrebbe essere messa a disposizione e quindi richiedere in regione la possibilità di alienare il bene e metterlo nel pubblico mercato, magari in accordo col Comune di Mogliano.